Ma la Regione Veneto ha scelto di non applicare il ticket sul pronto soccorso perché sarebbe stata un po' una trappola, un po' come quegli autovelox che sono nascosti. Oggi una persona che non sta bene non ha altra struttura che il pronto soccorso alla quale rivolgersi. Nel nuovo piano sociosanitario è prevista un'organizzazione diversa della sanità veneta e nella nuova organizzazione ci saranno dei punti nei quali un cittadino può rivolgersi e un medico che avrà davanti la sua cartella clinica gli saprà dire se quello che sta capitando è una banalità oppure l'inizio di una cosa seria. Le schede ospedaliere saranno successive al piano, mentre il piano disegna l'organizzazione e stabilisce i principi, le schede ospedaliere sono quello strumento che va a definire quanti posti letto, quanti reparti e in quali ospedali. Diciamo che l'ultima programmazione è stata fatta nel 2002, da allora sono cambiate molte cose, ma mentre alcuni territori si sono adeguati a quella programmazione, altri territori quella programmazione l'hanno ignorata. Adesso quei territori che l'hanno ignorata devono recuperare il tempo perduto.